Ai piedi del Monte Pizzoc, in posizione strategica da dove si può godere della vista di un bellissimo panorama, si staglia un campanile dalla Punta Aguzza. È quello del paese di Osigo. Osigo è formato da 5 borgate di origine antica. Punto di riferimento e centro d'unione e aggregazione è la chiesa parrocchiale dedicata a San Giorgio, con il vicino cimitero. Secondo la tradizione, la chiesa in origine era una semplice cappella, costituita dalla nobile famiglia locale dei Da Montanara, capace di accogliere i pochi abitanti del paese. Il primo documento scritto relativo alla chiesa è datato 24 novembre 1474 e redatto in occasione della visita del vescovo Trevisan alla parrocchia di Fregona da cui Osigo dipendeva. All'esterno la facciata si presenta molto semplice in stile neoclassico. Una luce soffusa ci accoglie all'interno, dove sono state recentemente ricollocate 2 opere restaurate e in precedenza conservate in sagrestia. Si tratta della Madonna del Rosario con il bambino fra i santi Pietro e Paolo, da attribuirsi al pittore cinquecentesco Giuseppe Moretto, e San Antonio da Padova con Gesù Bambino, San Francesco e San Sebastiano di Giovanni Maria Sasso e datato 1869. L'artista, attivo nella seconda metà dell'Ottocento, utilizza colori brillanti e luminosi che ritroviamo negli affreschi del soffitto del presbiterio, opera dell'artista Bepi Modolo e risalenti alla metà del Novecento. Ma è sull'altare maggiore che è situato un vero gioiello d'arte. L'opera con San Giorgio che uccide il drago, realizzata dal pittore bergamasco Francesco da Milano e datata 17 maggio 1529, come testimoniato dall'iscrizione posta nella cornice in basso. Il santo è rappresentato mentre si scaglia con grande forza contro il drago. I colori sgargianti e intensi della pala enfatizzano ancora di più il significato che il Santo Cavaliere, con il suo esempio, ci insegna: la forza della fede e del bene contro le ingiustizie e le barbarie del male. All'esterno della chiesa, la ferrea girandola con San Giorgio svetta sulla punta del campanile. I lavori per la costruzione dell'attuale torre campanaria iniziarono nel 1885 su progetto di Francesco Ciprian. Nel 1900, terminata la cella campanaria, si provvide ad abbellirla con la cuspide finale, che ancora oggi si staglia nel cielo azzurro, alle pendici della foresta del Cansiglio.